Siamo in live, siamo in live. Buono, buono, buono. Inizia una delle live più curiose del mondo. La live. La live. Allora, iniziamo con le operazioni preliminari, che sono fondamentali. Ecco Tognin, ecco il Togno. Un uomo, una garanzia, ecco Francone, ecco lo zoccolo che presto arriverà con una sorpresona. La sto pensando benissimo. E arriverà Alessandro Mencarelli, Barocco, Gasperini. Oh, veramente, ragazzi, c'è tutto lo zoccolo, ragazzi. C'è tutto lo zoccolo. Mi raccomando, tanti mi piace perché oggi sarà una grande sorpresa. Cioè, nel senso, compriamo Maradona, Pelé e anche Tognin, che è un nuovo giocatore del foot. Sì, un po' porco, con il braccio tronto muscoloso. Signori, questo è Tognin. Un attimo solo che sono di operazioni preliminari. Ma Maurizio Michelotto, cioè, finito sto cazzo di lavoro di merda, Maurizio Michelotto. Cioè, io non percepisco Michelotto dal 1600 d.C., cazzo. Cioè, non so. Ok. Suoniamo di tablettone. Vai di tablet, amore mio. Vai di tablet, amore mio. Ok. Allora, il tablet della vita, eccolo qua. Giovedì si spacchetta, ragazzi. Giovedì si spacchetta. Ok. Allora, un po' di gente. Mencarelli, Francone, Medea, Brandoni, Jacopo Ponzo, piccola Medea, Nicolò Pardo. Sì, ci sarà la video spiegazione, è chiaro. C'è un piccolo che lavora, ok. Ho avuto prendere un po' di Inter, sta anche vincendo l'Inter, puttana miseria. Cioè, siete forti. Non possiamo non ammettere questa cosa. Io sono sportivo e lo ammetto, l'Inter è una gran bella rosa. E intanto Jacopo Ponzo catta 0,99 centesimi. Grazie, e va via così. Grazie caro, che bomber. Grazie caro. Sono contro di te il Fanta. C'hai i cardi? No, non mi sembra. Ecco Crick. Ecco Vincent Van Crick. Che bello, c'è Vincent Van Crick. Non percepisco Ema, non percepisco Adi, cioè, si guardano l'Inter. Cioè. È abbastanza curiosa la cosa, è abbastanza vergognosa la cosa. Scusa ragazzi, è vero, sì, io il Fanta, visto che tutti hanno criticato il mio attacco, intanto sono secondo a un punto dalla capolista. Intanto. Aspettiamo di entrare il presidente. Ma il presidente, cazzo, il presidente purtroppo è sparito, che cosa c'era nella storia? Sarà veramente una storia epica, ragazzi, veramente cambia tutto. Di Penaldo. C'ho il crollo di Tonini, il crollo di un uomo, il crollo del Tonio. Ragazzi, io direi di partire, dobbiamo... io non ho ancora capito un cazzo di ste divisioni. Cioè, in pratica, noi dobbiamo fare 2000 punti e ci vorrà un bel po' di tempo. Però adesso io sto rischiando la retro. Allora, come si capisce sta roba? Ok, allora, divisione 5 devo fare almeno 1200 punti e penso che finiscono tra un giorno, quindi devo stare almeno sui 1200 per andare in divisione 4 1600. Ciao. Ciao Caleb Official Tube. Va bene, giochiamo un po' e andiamo. Ricordo giovedì 100 euro di... no, 100 in realtà 89 e ci facciamo una spacchettata di 12.000 FIFA Point, vaffanculo. Cioè. Però devo mettere la maglia del Sassuolo, bellissima sta maglia. Siamo contro. Oh, anche lui è Ronaldo. Però non intesa tanto. Ce la dobbiamo battere. Però ho visto che giocando in casa hai più chance di vincere. Non so il perché, ragazzi, ma è così. I tre porchi, non lo so. Non lo so, sinceramente. Mamma mia. Vai, raga, si parte. Bisogna fare punti, ragazzi. Bisogna fare punti. Abbiamo la squadra per fare punti.
Cioè, più abbiamo Nicolò Pardo e Pierluigi Pardo. Daniel Andrew Mayweather. Sì, Tonini a trombare a Milano, cazzo. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Si parte subito a bomba, dai. Ecco. Si parte di merda in realtà. Bisogna portare a casa qualche punticino irridato, raga. Ecco. Ma perché sti regali? Bravo Donnarumma, perché lui è Dolla. Un uomo che non guarda i soldi. Guarda proprio i big money. Vai Milan Skriniar, la cosa più bella del Milan. Purtroppo Milan Skriniar. Grandissimo giocatore anche su Foot, raga, compratelo se potete perché è forte. Attenzione, tutti gay per Sergei. Mario lui, Marietto. Ma no, ma no, ma no, ma no. Come si fa a guardare l'Inter, dai. Spettacolo e divertimento assicurato. No, sono stufo, guarda. Fanno solo incazzature col Milan. Bene che almeno non guardo le altre partite, me le guardo dopo. Savic. Attenzione, Perisic, Ivanone. Ivan il terribile. Ronaldo scatta però bene. Bellissimo. No, beh, Ronaldo su stop no, però. Ma dai. Stop degno del peggior Tonini nei tempi d'oro, nei tempi della fogna. Blaze. Perisic. Matuidi. Boom. No, ancora miracolo. Stiamo giocando bene. C'è Geronimo Rulli, un mio pupillo. Che però insomma un po' tradito forse. Non stiamo giocando malissimo, non troviamo la smarrita via del gol. Roba mia, roba mia. Ecco Michelotto, finalmente dopo 3 anni, 2 mesi e 15 giorni torna lui, l'uomo che se le ha bombate tutte. Forse anche sua mamma, Maurizio. Michelotto. Sì, però Felix Barros, svegliemose. No, questa è una brutta imbucata. Ai ai ai, ecco la cagatissima. Grande Dolla. Ma Michelotto, non mi ricordo un cazzo, sono troppo concentrato. Guarda qui, questo è forte ragazzi, questo ha vinto 3 Weekend League nel 1987. Lo si percepisce. Vaneggiamo che è meglio perché questo lo possiamo battere ma non riusciamo a segnare, poi lui ci cazzerà il gol di merda perché è sempre così. Vai Dolla, il nostro Dolla, per Manolas, l'uomo che ha la soglia del dolore più bassa di un bambino di 3 mesi. Ivan Perisic. Vai Mario lui, vai Marietto. Dai Marietto, dai Marietto. Madonna Marietto. Marietto bisogna cambiarlo per la Serie A, eh. Florenzi. Serie A e Barclays. Ivan, bravo Ivan. Ivan Show. E dopo la perdiamo male. Dai ragazzi, stiamo pressando adesso. E il Cri. Bravo Cri. Il quadro, la passa. Il passaggio del quadro. Passaggio bellissimo al portiere Rulli. No. La meritiamo noi. Bravissimo, chiunque tu sia bravissimo. Si fa fatica però, non stiamo giocando male ma non riusciamo a trovare il gol, questa è brutta. No. Dai voglio grinta però cazzo, voglio grinta che ci sono allenamenti anche per lo zoccolo duro. Prendi Asamone, altro interista però Fio, che spero sia più interista. Adesso sta prendendo campo il mio avversario, comincia a giocare anche lui. Ma c'è Manolas per Milan, la cosa più bella di Milano purtroppo. Mamma mia che forte quell'uomo. E purtroppo non è nostro, ma è dei nostri cuginotti. Bravissimo. Vai Quadro. No, Quadro, ma perché ste robe Quadro? Nicolò Pardo che fa la telecronaca. Allora vai, Ivan il terribile. Bravo, Ronald. E c'è il gol con il numero 13, CR13. Cristiano Malgioglio. 1-0.
E Peña Alexandro, non Goscheif. Poi stiamo mettendo via per Shevchenko perché bisogna prendere Sheva il prima possibile. CR13. Boom. Ronald. Ivanone il terribile. Ivanone. Ivanone fa una gran cosa, Ivanone. La mette in mezzo. Sì, ma così non va bene così. Un'altra buona giocata. Occhio alla ripartenza. Occhio alla ripartenza di sto cazzo. Cristiano Ronaldo è ovviamente tra gli osservari speciali del match di oggi. Bravo. Giocatore dalle indubbie qualità, potrebbe rivelarsi un fattore per questa Beh, sfida. ma Spesso del resto gli capita. Uno con la sua classe. Il quadro. Decidere il match. No, Rona, qua faccio le cagate io, che ho sempre sta frenesia maledetta. Madonna, come cazzo fanno i pro? No! Ok. Quadrado. No, Quadrado. Alla recuperazione interrotta. Questo è pericoloso, bisogna andare sul 10-0 minimo per stare proprio tranquilli. Mare chiaro. Quadrado. Florenzi, vai Flo. La piccola Flo. Perfetto per Cristianino. Ronaldo bellissimo, purtroppo Ronaldo dura ancora poche partite, poi ciao. Quadradone. Mette in mezzo con questo pallone. Uffa. Ecco Eyman, ecco i miei Eyman. Cerchiamo di fare intanto il 2-0, porca mignottissima. Aurier, ha spazio per andare. No. Eccolo, bravissimo ancora lui. The Wall, Milan Skriniar. E finisce il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. La prima partita questa, stiamo vincendo 1-0, gol di CR13 su assist della Fogna Tonio. Scusate ragazzi, sono preso un po' male. Florenzi. Per il quadro. Ronald. No. Bravo Ronald. Ho sbagliato. Intervento decisivo. Adesso mi pecco il contropiede classico. Ma c'è Skriniar che però la sbaglia il passaggio. Adama ed Evo. Bravo. Blaze. Marek. Vai Milinkovic. Tutti gay per Sergei. Lunga. No, non è lunga perché Ronaldo corre come un... El Cri. 2-0. Esecuzione perfetta della Che golasso amici. Stiamo attenti al kick-off glitch. Parliamo come quelli esperti. Donnarumma, un uomo, una garanzia. Stiamo attenti, Blaze. Milan. Marek. Florenzi lancia un meraviglioso quadro. Bello. Sì, però Ronaldo non lo voglio in prestito, porca puttana. Cioè Higuain è leggermente più scarso, ma proprio leggermente. Possibilità di contropiede. Serve Sheva, ragazzi. Una Serie A senza Sheva è come una donna che non fa le pompe. Abbastanza inutile in un senso non maschilista, ma in un senso insomma è bello che la propria donna possa fare tutto. Ok, Florenzi. Catroia. Conclusione, qui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Comunque Eman ha gentilmente detto che vuole donare non sulla super chat ma sul PayPal un 50 euro per far spacchettare il cume, quindi queste sono le promesse del Paul, vediamo se le mantiene. Ozzo, se posso prendere il gol questa stronzata lo prendo. No, mamma mia. Bravo Dollaro, no! No, Dollaro di merda, ma no. Bravo Dollaro.
Mamma mia. Quanto lo amo, Gai, quanto lo amo. Perché Gai è di una piccolezza. Cioè, tra poco andiamo tutti a Bologna da Gai, non vedo l'ora, cazzo. Meglio lasciarsi alle spalle. Oh, il furgoncino di gelati, quanto me lo godo il furgoncino. Ronald, vai Cri. Attento qui il difensore che allontana. Cristiano Ronaldo. Ocio. Bravissimo Marietto. Marietto Rui Costa. Vai Milinkovic. Il nostro sergente. Per Ivanone. Gran giocatore anche Ivan. La consiglio questa Serie A con qualche cambio chiaramente. Perisic. Peccato. La sua parziale giustificazione va detto che era molto distante. Vai, tutti da Gai, ma adesso dobbiamo organizzare, adesso appena un attimo mi stiamo un attimo col lavoro. Facciamo sicuro. Bravissimo Marietto. Quadro. Ma cioè quadrato alla testa, proprio quadrata. Bene. Tanto come da pronostico Gai è primo al fantacalcio, io però secondo per il momento. Ma era chiaro, cioè Gai è la squadra più forte, ma di tanto anche, perché è una vergogna che ha solo 8 punti secondo me. Cioè. Bravo Blaze. Ecco il Tudo è tornato, cioè con tutti i soldi che dona il Tudo potrei già fare lo spacchettamento, ma purtroppo non posso. I super chat non arrivano subito e non ho niente sulla post pay. Ma grande Tudo, non devi Tudo, non serve, donami il tuo cuore, che quello è la cosa più importante. Attenzione al quadro. No, non è mai rigore, non è mai rigore. Stiamo attenti, stiamo ciaccolando troppo adesso, eh. Vai Vanone. Il Tudo, ragazzi, il Tudo vuole entrare nello zoccolo duro, ragazzi. Secondo me. Oddio. Ragazzi, il Tudo è impazzito. Ma è sempre la stessa o un'altra? No, vabbè. Il drogato, il Tudo. Il quadro. Vai Marek. Vai Marek. Marek chiaro. Bello. Ma cos'è? Il sergente. Milan, voglio il gol di Milan da fuori. Ah, peccato, se mi costa il gol mi girano i maroni. 7 minuti Pier, questa è la distanza che separa le due squadre dal 90esimo. Ricevuto, grazie Matteo. Hello è il Saso, grande il Saso, bel giocatore il Saso. Aggiornatemi su Inter Fiorentina, grazie. 62 intanto, raga, grazie a chi c'è. Se c'è qualche non iscritto, iscrivetevi al canale del Cume. Per voi in omaggio Tori Black e Polei Mangai nudi. Eccolo qua il quadro. Adesso il quadro mi fa la... Aspetta, devo fare qualche, come si dice, terminologia da pro gamer. La Amsic Chop. Eccola qua la Amsic Chop, che però non è questa, ma va bene. Che bello! No, Ronaldo. Come 1-1. Ma va. Come Skriniar l'autogol ce l'ha fatta a casa. Non l'ho messo forse, non ricordo. Sto capendo un cazzo. Se è possibile che l'Inter abbia preso gol. Vediamo. 1-1. Il Tudo, il drogato. No vabbè, c'è quello che c'è. Il Tudo. Allora Tudo, facciamo una cosa. Visto che il Tudo... Io ho capito chi è il Tudo in realtà. In realtà il Tudo è Igor Tudor, che della Croazia mi sta donando. Eyman ha detto che tra 10 minuti mi dona sulla PayPal 50 euro. Perché tu Tudo non mi doni 100 euro sulla PayPal con, aspetta, con domani l'arrivo di un escort da 1000 euro? Vediamo.
Questa è la grande sfida. Sinceramente, se mi doni la escort, parliamo tra di noi, mia amorosa non mi sente, meglio. Però... ma cosa? Guarda Guy, madonna Guy, quanto è simpatico Guy. Che sboro Guy, fra un po' mi vedo con Guy, ragazzi. Ottimo, buona vittoria. Tutto regolare. Tutto rego, me ne frego. Sì, autogol di Skriniar. Non mi ricordo se l'ho schierato, però. Cazzo. Solo quando vedo la relazione. Ok. Facciamo un'altra con la Serie A e poi andiamo con la Barclays. Questo è forte, ragazzi. Questo è Ray 2053. Questo è molto forte, ragazzi. Questo l'ho affrontato su FIFA 12. Puttana miseria, questo è forte. Questo è forte. Questo è forte. Beccato su FIFA 12. Non ricordo ancora un pischelletto. Questo è forte, ragazzi. Questo ha vinto la Weekend League nel 38. Porca troia. Vai. Siamo al Mestalla di Valencia. E addirittura chiede la pausa subito. Questi sono i pro gamer che chiedono la pausa perché è il kick pausa glitch. Ok. Tudor versus Gay. E scende la pioggia e la neve, scende giù dal cielo. Sì, cambiano le formazioni. Questi sono i pro, ragazzi. Questi sono i pro. Kick pausa glitch. Kick pausa glitch. No, ma è la mia. No, vabbè, c'era dopo questa me ne vado, però. Ecco la formazione della squadra ospite. Partono con 2 attaccanti e 2 linee a 4 per questa alla baggata, questa, Attenzione, Conan il barbaro. Eccolo qua. Subito. Kick, pausa, glitch. Kick, pausa, glitch. Ai ai ai. Siamo già in svantaggio. Non riusciamo a stare in... Facciamo una vittoria. Io la media di 0,50 circa. Florenzi. Dopo da Weekend League. Magari 20 vittorie. Sarebbe mai fatto una Weekend League in carriera. Ci ha provato Guy, ma... neanche Guy è capace perché è un po' stupidino Guy. Bell'uomo, ma stupidino. Si ripartirà col palo laterale. Ma come? Ma perché non mi danno le rimesse? No, ragazzi, questo è veramente il glitch. Questo è il glitch, signori. No, che cagazzo. Mi è nervosito sto gol di merda, veramente. Serve il sergente qua. Bravo. Bisogna sfruttarlo Ronaldo, non possiamo perdere. No, qua, madonna, Quadrato comincio a odiarlo. Mettiamo Keita Balle che è un buggato di merda. La mette in mezzo con questo pallone. Attento qui. Non regaliamola magari, grazie. Dai, mare chiaro. Milan. Savic. Cristiano Ronaldo. Dai, però. Quadrato. Vai Ronald. Bella Cristiano. Però il cume c'è, signori, e segna lui con il numero 11. La fogna. Il Tudo, ragazzi. Grazie Tudo, io ti ringrazio. Mi fa arrossire il Tudo.
Vai, Blaze. Perché diciamo che i pro gamer giocano tanto di notte, secondo me. Attenzione, Ivanone. Ecco, anche Blaze è un bel animalotto, Però adesso hanno la Premier League con De Bruyne, Pogba, Kanté. In attacco Sheva, che dopo Sheva fa anche la Serie A, fa tutto. Attenzione, Quadrado per il kick-off glitch, che non c'entra niente, ma il kick-off glitch di Quadrado. Vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Un solo gol di vantaggio è un po' da difendere, considerando quanto manca da giocare. E un solo grido si alzerà. La ribaltiamo, ma è ancora troppo presto. Però ragazzi, voglio un po' di felicità per i miei gol. Attenzione, lag glitch. Rui. Riconquista palla, intercettato vittoria del passaggio. C'è spazio per andare. Vediamo se crossa. Il calcio è certamente un sport in grado più. Attenzione il Cri. Si cominci da bambini, spesso e volentieri in strada. Il Flo, la piccola Flo, la vita è così, sempre ricca di sorprese. E non mi danno una rimessa neanche per sbaglio. Dammi questa, grazie. Oddio, no, ragazzi, ma il Tudor secondo me è Apicella sotto un altro nome, perché cioè, ragazzi, sto diventando ricco con il Tudor, ragazzi. Ligor Tudor vuole entrare nello zoccolo. La cassetta. Occhio al suo movimento. Palla schizza via dopo il contrasto. No, Flonaldo, Leandro Flo, ribattezzato Flonando dopo una partita col Brasile con tripletta. Ecco Apsi. Mamma mia, mare chiaro. Mamma mare chiaro. Sicuro. Perché il sole scintilla di felicità. Ha visto partire la palla, ma è stato bravo a non lasciarsi comunque ingannare dalla traiettoria del tiro. Difesa sotto pressione, ci sarà nuovamente calcio d'angolo. Attenzione Marek. Occhio al corner. Va, l'incornata della vita non arriva. Ecco Terence, ragazzi, un uomo che ha fatto del fare film porno la sua prima virtù. Grande Terenzinho. L'ha letta bene Matuidi. No, si segna. No. Attenzione al cucchiaio. No, se entrava questa giuro che mi facciavo Evan anche se aveva il pene erectus. Mamma mia. Mamma mia. Ma perché non fanno un foot del calcio femminile, cazzo? Ci vediamo un po' di mona. Questo è brutto. Non ci credo, le avevo anche parate, adesso mi segna così. Non ci credo, la salvo. Attenzione, il Tudo è impazzito, raga, Oddio, che assist. No, mi ha fregato. Lo sto sprecando, però. Anche lui, ma anch'io. Che pirla che sono, vedi perché i pro gamer vincono, io perdo. Per queste stronzate qua. E adesso giustamente fa gol. Ti seguo dal 2014, ma chi è? No, questo è qualcuno secondo me. Questo è qualcuno. Perché ragazzi il sole scintilla di felicità. Vai Dolla. Bisogna fare il 3-1 perché questo è il classico da pallone glitch. Intercettata bene in posizione interessante. Skriniar, no, monito Skriniar perché per il fallo di prima. Si mentrava la rovesciata di Ronaldo così, però veniva giù lo stadio. Attenti. Cercano spazi. Ok, Mario Rui assomiglia un po' a Damon secondo me, come fisico, come bellezza. Pippo Nicoletti dov'è? Grande. Stiamo giocando bene ma abbiamo sprecato il mondo.
Ho un sogno, ragazzi, vedere Diletta Leotta con Emanuele. E se tua moglie torna tardi, c'è la bomba, Mauricardi. Vai. Qui il difensore nel recupero. Gran palla in mezzo. Attenzione a Perisic. Ancora il Tudo, non so più cosa dire. No, no vabbè. No vabbè, no vabbè glitch, no vabbè glitch, dai. Vabbè. Cioè, se non vinciamo sta partita mi gira il cazzo però, con tutto il rispetto e scusate i francesismi. Ma no, ma no. Ma dai, ma cosa mi ha parato? Comunque mi piace sto FIFA, eh. No, adesso no, mi fa cagare FIFA. Eccolo qua, respinta glitch di merda. Eccolo qua. Che ora potranno sfruttare l'inizio del match al loro vantaggio. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. Perisic. Mi sono mangiato di tutto e giustamente lo prendo. Blaze. Calma ragazzi, calma. Vedi, questi mettono Ronaldo in prestito solo quando sono in difficoltà. Forse devo farlo anch'io. Dembélé. Cristiano Ronaldo. Beh, Ronaldo basta, fa quel che vuole, bravo. Meno male che ha sbagliato. Calma. Allora. Vai Ronald. Vai rotondo. Vai quadro. Vai quadro. Gol della merda. No, che il porco di... Ragazzi, sono del supporto, vi sto incazzando, eh. Ronaldo di rabbia. Bagata, bagata. Dai, però. Calma. Se il Tudo vuole entrare nel gruppo, fatelo entrare, magari è una bella donna in realtà, però mi sto incazzando. Cominciano gli incazzamenti glitch. Comunque vinco più con la Serie A che con la Barclays, che è molto più forte la Barclays. In ogni caso gioco meglio con la Serie A. Bravo Milano, bravo Milano. Ronaldo. L'ho visto, Perisic, dai Peri. No, è offside. Si deve donare 150 euro prima, è vero, ha ragione, scusate. Non sto capendo niente, mi sto incazzando, raga, perché dai, sto dominando, Cristo. Inizia lo sclero time. Un altro ottimo passaggio. Occhio. Buttala su. Madonna, cosa mi ha creato. Dai, creazione glitch. Creazione... No! Ho sbagliato non ci credo, non ci voglio credere. Allora. Devo rischiarli, figli. Sergente ha giocato di merda. Vai. La in out, sarà corner. Vediamo se i cambi mi aiutano. Portiere sicuro sulla traiettoria. Guarda che numero. Hanno spezzato bene la trama qui. Vai. Adesso veramente l'attacco no veloce, iper. Vai Gabriele. Gabriele. Ci sarà un nuovo calcio d'angolo a disposizione. Niente, non mi viene. È la velocità di screener. Possono ripartire dopo il recupero. Coraggioso il tentativo dell'attaccante. Raga, per piacere, supportatemi. Penso di pensare a Togni nudo perché. Cioè, una sfiga, raga. Comunque il coraggio e il gesto tecnico.
Prende anche per il culo, mi prende, bene. Adesso sono sicuro che fa il 3-2. Bravo Mano, passa la Las. Allora che torna in possesso degli avversari. Prende anche in giro, Prova Cristiano Ronaldo. No, che culo. Mamma mia. Mamma mia. È quello che si stava chiedendo, ha pensato solo a calciare di potenza. Mamma mia, qua ho rischiato tutto, ma vi prego ragazzi, pensiamo anche al mio... Ragazzi, voglio andare in Weekend League con voi. Legge bene questo pallone. Mamma, qua ho avuto culo io, però, Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. Palla vagante adesso. C'è campo per... No, vedi la mia velocità nel fare cagate, è meravigliosa. Cercano il buco della difesa. Il buco, te lo do io il buco. Marek. Stiamo entrando nei minuti finali, ovviamente si cerca l'intuizione giusta per cambiare il corso di questa gara. Vai, Cri. Silenzio. Shhh. Calma. Calma. Calma, telefonami Gabriel. insieme con i loro tifosi. 3-2, partita molto spettacolare. Relax. Siamo a bordo campo, Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? I minuti a disposizione delle due squadre cominciano. Grazie, Ung, qualcosa, scusami. Sì, so chi sei, ma... Bene così, grazie Matteo. Senza problemi. Hurricane, grande Urri. Stiamo attenti, no. No, adesso. Ecco, eccola qua, rimpallo glitch. Non che credo, rimpallo glitch. Guarda, secondo rimpallo glitch, terzo rimpallo glitch. Guarda lì. No. Calma. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa Nostra. è la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente bravo Gabri. la loro squadra, ma sì. Cambiano tutta la partita. Madonna Ronaldo. Emerick, non so che si va, una sfiga, oh. Dai Fischia, andiamo a casa con Eyman a Bologna. No. Ma non ci credo. Fischia. Non fischia. Recupero glitch. Recupero glitch. Ok. Ottimo. Si comincia con 2 vittorie. Si sofferta perché mi sono mangiato 19 tiri a 11. Dai che saliamo. Sì, è impossibile andare in divisione 4. Ok. Adesso vediamo che finora ho più vittorie con la Serie A. Vai. Grazie Matteo. Sì. Adesso andiamo a quella divisa del Leeds però. Vai. Come no, c'è il Tudo non sente valorizzato, ragazzi. Ci ha donato 10, non so quanti soldi. Valorizziamo sto Tudo. Il Tudo, ragazzi. Igor Tudor. La droga scorre forte nel sangue di Tudo. Gol dell'Inter. Gol dell'Inter. Danilotto D'Ambrosio. Sta Inter vola.
Oh, ecco Agi. Vai, andiamo. In nostra compagnia con Stefano Nava, pronti per questo match. Che emozione, Pier, non vedo l'ora. Prima di cominciare però per Vai ragazzuoli. di salutare i nostri amici a casa. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Questo è forte, questo è fortissimo, si vede. Tutti quelli con la maglia rossa e bianca sono bei giocatori di solito, eh. Comunque si parte con 2 vittorie, bene. Sono soddisfatto. Aubameyang. Eccolo qua, Pierre-Emerick. Fallo. No, ma non puoi non no, vabbè, ma non puoi non darmelo però. Come? Non scherziamo, c'è Agi, non scherziamo. Non scherziamo. Circolazione di palla molto fluida. Vai vai Delle, passa la Dalli. Allontanano il pericolo. Bravo Delle. Attenzione Pierre-Emerick. Emericone. Bello sto tiro. Buona la parata impresa. Amedeo gode per la sua Inter. Doucouré. Una grande Inter. Van Aanholt. C'è il E tocco noi milanisti siamo in lacrime. King. Arbitro che ferma il gioco. Non ha dubbi l'arbitro, c'è la munizione. Azione giusta. Ammonito, vabbè. La munizione è qui. Ah, ma si soccò. Controllare la partita, mi piace. Attenti. Il Giorgi. Fernandinho. Mamma mia. Pare che rimbalzata sul corpo di difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. Come ha fatto a non inquadrare la porta di Stefano? Sembrava impossibile. E l'ha mancata anche di parecchio, Pier? Peccato, perché la potenza c'era. Dai ragazzi. Fernandinho. No, ste robe però, dai. Coleman. Ci sono metri a disposizione. Bravi. Era sotto pressione. Vai Miki. Stava bene. Mkhitaryan è il giocatore da, da modificare. King. Non mi trovo molto bene. Palla recuperata, azione interrotta. Non è fuori gioco. Non ci credo. Oh, critico un giocatore e segna. Incredibile, Mkhitaryan. Comprensibile. Mkhitaryan, eccolo il gol. Pazzesco, io critico e segno. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Prova la botta, senza problemi. No, mamma mia. Delle. Suo sarà rimessa laterale. Cosa combina con la Georgina? Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Sani. Vai Hector. Che funziona, il pallone recuperato. No, è tutta un'altra roba devo fare, scusate. Lerma. King. Pallone che non passa qui. De Gea. Ragazzi, avevo fatto sparire il Tudo, non va bene. Il Tudo è sparito. Coleman. La faida con Heyman riesce sempre a vincere le faide, cioè pazzesco. È un uomo che è incredibile. Quest'uomo vince la faida anche con Sor Paola, ragazzi. Gabriel Jesus. Palla vagante adesso. Occhio. King. Ferma l'azione, Fernandinho. il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Stiamo giocando di merda adesso, eh. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Il Miki. Bene qui il difensore, più la linea di passaggio. Partita collosa in sto momento. Aubameyang. King. Si ripartirà con un fallo laterale. Occhio. Hector Bellerin. Bravo, dai Hector, ballerina. Alli. L'uomo che usciva la gente, signore. Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. Fernandinho.
Altro errore. Possono ricominciare. Il direttore di gara concede il vantaggio. La scelta giusta. Occhio al pallone filtrato. Bravi. E dopo la perdiamo male. Madonna che partita orrenda adesso. Lettura del difensore sul brutto passaggio. Conclusione che si aspetta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Questo spiraglio si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Dai Fiori, dai. La regge bene, intercetta il pallone, era difficile. Vai Guys, e ciao. Vai Pier. Gol. Bravo Pier. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare Per lo sprint finale. attenzione a non subire l'impresa. Dai però esultate per i miei gol. Non sta andando male per adesso. Jorginho. Aubameyang. Gabriel Jesus. Tiro scagliato troppo lontano per far male da lì. Il portiere senza rischi spazza via. Ok. Palla nuovamente in possesso. Occhio. Può avanzare. Occhio. Bravo Belli. Pisellone Belli. Mkhitaryan. Vai Pier. Aubameyang. Pier. Vai Hector Ballerina. Devi uscire la gente. Ha spazio per avanzare. The referee has indicated there will be a Minuti di recupero, minimum come indica of 2 chiaramente il minutes quarto uomo. added time. Jorginho. Per la Georgina. Alli. Alli. Delle ali per Hector Ballerina. Sì, attenzione. Buono il tocco per Aubameyang. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Dice che può passare. Buon primo tempo, però stiamo attenti. Ecco. Grande Al. Certo che fare l'online in live è bello duro, eh? È bello duro un po' come Agi. Devo fare 2000 punti, ne ho 600. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Circolazione di palla molto fluida. Pier, madonna Pier. Strepitoso qui l'intervento del portiere che dice di no. Ha tolto la palla. 65 punti a vittoria. E là. Difesa sotto pressione. Cioè ci metti 32 anni praticamente. Calcio d'angolo battuto. Aubameyang. Colpo di testa che sembrava già dentro, intervento di puro istinto del portiere. Istinto e tecnica. Vicende di difficoltà No, di- cazzo. Occhio a questo lancio. Lontano. Attenti che se fa un gol sono cazzi. Occasione d'oro. Prova a iniziare quel portiere che salva la sua porta. E oddio, quanti giorni ho ancora? Fino a... non mi ricordo cos'è, sabato, venerdì? Corner battuto. Mamma mia. Pallone che trova il palo. Stiamo rischiando. Ancora buona. Però abbiamo dominato fino adesso, adesso si rischia, giusto? E c'è la presa sicura del portiere. Penso fra non questo venerdì, il prossimo, per la prima volta, dopo una settimana. Eccolo qua. In mezzo. Lo sto meritando di prenderlo, mamma mia. Stiamo giocando malissimo questo adesso, eh? Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto. C'è il come glitch in sto istante. La sua tenacia di occhio al tiro. No, cosa ho fatto non lo so. Sto cazzeggiando. Mbappé. Suma dunque l'azione da Oh là, Mkhitaryan criticato, fa gol e numeri. grande classe. direi. Jorginho, per la Jorginho. Sventa qui la minaccia. Stiamo lì, ce lo prendiamo.
Siamo fortunatissimi, lo ammetto. Stiamo giocando da schifo. Centrato il portiere con tutto lo specchio della porta a disposizione. Giustamente si starà incazzando, lui ha ragione. Aubameyang. Ake. Dai, beffiamolo con il gol. Facciamo il Kume glitch. Palla in fallo laterale. No, 40 comunque mi sembra. Fair play del Kume. Ci sarà una rimessa dal fondo. Palla Lì. nuovamente in possesso. Gabriel Jesus. No. De Gea è pronto e cerca. Ancora un passaggio perfetto. Mbappé. Occhio. Deulofeu. Occhio. Mbappé. Bravo Casper, si sta salvando il culo Schmeichel oggi, Fernandinho. Vai Fern per il Miki. Mkhitaryan. Qua è stato bravo qua il mio avversario. Fioioccio. Deulofeu. King. Ma perché là, se c'era lì Recuperato. Dele Alli era là. Ha perso il pallone. Calma. Mbappé. Occhio. A metri per correre sulla corsia. Occhio al centro. Buttala via. Grandissima Sofferenze, lettura Fioi. difensiva. Un altro ottimo tocco. King. Mbappé. Lerma. Punta l'area. Bravo Belli. Non riesco più a uscire, Fioi. Riconquista palla intercettando la traiettoria. Ma non così. del passaggio. Perché mi fanno i passaggi così sbagliati? Vai Gesù, vai Gesù, vai Gesù. Gabriel Jesus. C'è vantaggio. Per questo fallo, l'arbitro ferma il gioco. La munizione qui è solo verbale. Controllare la partita, mi piace. Giorginio. Senza stare troppi Fernandinho. Madonna. per l'arrivo dell'attaccante, pallone che Ciao, sta Nicolò. praticamente sul fondo. È già provato, non era facile colpire al volo e indirizzarla verso la porta. Da apprezzare comunque il coraggio e il gesto tecnico. Lotta, da lì può andare col cross. Occhio, questo è gol, questo è gol. Madonna. Ha sciupato tutto, da pochi passi potevano dimezzare lo svantaggio. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Beh, no, beh, se guardo il Temptation Island con la Giorgina mi incazzo. Cioè, Anche se dai. onestamente era più Dai, Agi. difficile segnare Miki. rispetto. Miki. Che sfiga qua io. Senza problemi. Andiamo da Matteo Barzagli. Quanto c'è da giocare, Matteo? Mancano ancora 10 minuti allo scoccare del 90esimo. Grazie a Matteo Barzagli, ti chiedo nuovamente in caso di Peccato. ulteriori aggiornamenti. Dai, teniamo duro, teniamo duro. Pallone profondo, pericoloso. Pallone sulla corsa. Teniamo duro. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Ecco. Palla molto interessante. Ha scelto il male minore, concedendo il corner. Palla messa in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Ha spazio per avanzare. Dai, Fioi, dai. C'è spazio per il cross. Lerma. Attenzione. Mamma mia. C'è stata una deviazione provvidenziale. Partita strana, partita stranissima. Occhio al corner. Battuto male questo corner. Aubameyang. Jesus non è buggato come l'anno scorso, secondo me, però. King. Mamma mia, che cagatissima. Pallina che comprende dunque calcio d'angolo. Corner battuto in mezzo. Si mette i pugni e allontana. Vai. No! The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of Mbappé. added time. Sventa qui la minaccia. Dai, che è finita, andiamo a casa, grazie. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa, let me go. Mette in
questo modo. Conclusione Terza vittoria di fila, signori. Un gesto tecnico notevole, è stato bravissimo, avrebbe meritato. Tanto l'Inter ormai ha vinto, presumo. palla che è rimbalzata sul corpo del difensore, si riparte. Sta Inter, c'è niente da fare. Sta Inter è forte. Ok, è stato anche un po' bene comunque. Siamo lontanissimi. Siamo lontanissimi. Allora, rinnoviamo Schmeichel. Rinnoviamo Hector. Oggi vige il Comenda Glitchfield, 3 vittorie su 3. Come i bei tempi. Grande Klopp. Notte Tonio. Questo è forte, Questo è fortissimo. Beh, affrontiamo uno forte. La squadra non è forte, cioè è normale, però secondo me sto qua è un bel giocatore. Vai. Gara che sta per grazie Piero, un saluto agli amici all'ascolto, soprattutto Un saluto a te, un saluto a me. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Scelta coraggiosa. In campo Occhio. 3-4-3. Vai. Vai Miki. Decisamente sbilanciato in avanti, a tutto vantaggio dello spettacolo, almeno è quello che ci auguriamo. Ecco l'11 della formazione ospite. Gabrielone. Giocano con Rondo in questo 4-2 con i due vertici piazzati rispettivamente come Diga davanti a Enrique in supporto. Vai Hector. Il tecnico ha preferito dare maggiore copertura alla difesa e Madonna Gabriele. Palla ribattuta ma non è finita. Sì, ho preso la non mi ricordo, la Champions può essere, sì. Non mi ricordo, È Fiori. difficile annoiarsi con in campo due attaccanti di questo spessore. Di solito Sono 50 edizioni. grazie di gol e di spettacolo. Questo è un bel regalo mio. Bene, intercetta il pallone, non era difficile. Occhio a De Rossi. Hanno Vai, Gabriel. andare in contropiede. No, erroraccio. E c'è subito dunque calcio di punizione. Fernandinho. Dele Alli. Ma te, Gai, non lo prendi sto anno Fofa? De Rossi. Lancio fuori misura, palla recuperata. Ha un'autostrada. Bello. No, Bame, sei una merda, Bame. Che blocca il tiro. E il Cume ancora di più. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Gabriel Jesus interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Occhio. Sì, è molto meglio questo rispetto a 18. Crossa verso il centro. Ha evitato guai mettendo il pallone in out. Calcio d'angolo dunque. Occhio al pallone in mezzo. Buono l'anticipo del difensore. Ok, Gai è deciso così. Sentenza gaiana. De Rossi. Cieco. Bel gol. Bel gol, Bel gol. per continuare a colpire. non credo L'Inter ha sia vinto. finita qui. Bene. Mi aspetto una Bel martedì. avversario che potrà sudare, proprio Ciao. per la vittoria. Ciao Rodolfo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0. Vai Gabriel. Gabriel Jesus Dobbiamo riprendercela. Riprendiamocela. salta l'uomo e il portiere recupera il pallone.
Riprendiamocela, raga. Viene pressato. Gökhan-Töre. Dopo le 3 vittorie di fila non voglio interrompere la magia. Pastore. Mendy. Gabriel Jesus. Occhio al suo movimento. Dai, angolo, spero angolo. Eccezionale. Decisivo l'intervento, palla che finisce in calcio d'angolo. Palla verso il centro dell'area. Tira. Ma no! Alla Magari. Ma non ci credo. Pastore. De Rossi. La squadra avversaria riconquista il pallone. Fallo. Vediamo cosa deciderà. L'arbitro non ha voluto qui, ammonizione. Dai. Ma no, ma era per Bailey, ma dai. Bailey glitch. E vai di Bailey glitch. Gabriel Jesus. Perso il pallone. Inui. Daniele De Rossi. Occhio. Ragna metri. Gökhan-Töre. Occhio, vecchio. Buon possesso palla, calcio di spazio. E sarà calcio di punizione. Hai ragione Falco The Legend, hai ragione, ma sono un pazzo, cioè sono troppo, come si dice, apprensivo, cioè, sono isterico quando gioco. Il difensore è un puro. Frenetico. Guarda il culo. Ma dai, ma porco due di merda, figlio di troia che non trombi da 30 anni, ma dai. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Esatto, non facile per quanto si è visto finora. Ok. Adesso di rabbia, Kume, di rabbia, cazzo. Alla verticale, attenzione. Di rabbia, no. Il difensore ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato Ciao il pallone. Kaiser, sono incazzato adesso sono incazzato. 2-0, immeritatissimo. Pastore. Gökhan-Töre. Fernandinho. Punta l'area. Immagini che confermano la chiamata dell'assistente, questione di centimetri. Suo assistente. 2-0 duro, Fuori gioco, azione che non mi sembrava comunque particolarmente pericolosa. Con 2 gol regalati proprio di, cioè, secondo vergognoso. Occhio al Dzeko. Dai raga, supporto adesso, basta vaneggi. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. De Rossi. Dzeko. Aubameyang. Questa stazione l'ho fatta 1000 volte, l'ha un po' capita il mio avversario, ma poco proprio. Pastore. Dzeko. Ok. Recuperano palla. Fallo. Recupero del pallone in Vai. parte di pressing. Gabriel Jesus. Niente. Daniele De Rossi. Pastore. Incredibile perdere addirittura 2-0. Buttata via, buon pallone finito. Emerick. Aubameyang. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Niente da fare. Il portiere con sicurezza. Incredibile partita. C'è la partita glitch. Mendy, spazio per il cross. Non entra, non entra. Buono l'intervento del difensore che spazza via. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 in più. Mamma mia ragazzi. Sto giocando bene, secondo me, nel senso, per i miei standard, chiaramente dopo i pro gamer, quelli con il pro gamer glitch è un altro discorso, però siamo sfortunati che abbiamo preso 2 gol da culo da un giocatore che probabilmente si fa le pipette ogni giorno. Vai, proviamoci. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Abbiamo un tempo per ribaltare, dobbiamo segnare entro il 70° però, Aubameyang se no è dura. restituisce bene il pallone. Vai Delle, passala Dalli. Cerca
Ma non così lunga, vabbè, su contropiede 3-0 tutti a casa, hai capito? Eccolo. Esagerato con la potenza. Pallone del portiere. Il Dai. portiere senza rischi spazza via. Guardalo. Stefano, fin qui Dzeko, ti è piaciuto? Occhio Beppe. Sopra la sufficienza, ha anche segnato. Stanno vincendo, le cose possono solo migliorare. Bravo. Aubameyang. Gabriel Jesus. Troppo corta. Mkhitaryan. Troppo prevedibile come. Ti ha capito sto qua. Era voluto questo, comunque questo non gioca male. Dembélé. Solo che le eliminazioni le ho fatte, ho sprecato tanto. Pastore. Ampio Dzeko. Evita il tiro di Dzeko. Bello. Dunque, per l'ultimo tocco di un difensore. Palla messa in mezzo. Nuovo l'anticipo del difensore. Siamo già al 56esimo, la rimonta si fa sempre più dura. Dembélé. No! Spinto dal difensore. Deviazione. Calcio d'angolo. Occhio al pallone in mezzo. Non si fida, spazza via di pugno. Vai Pier. Si invola Pier. Non puoi più fare le sgroppate così. C'è stata la deviazione. La touche, la rimessa con La touche. Gabriel Jesus. Aubameyang. Vai Miki. Aubameyang profondo. Azione sfumata, senza problemi. Pastore. Dembélé. Punta l'area. È quasi impossibile ormai. Prova a andare. Sicuro. Intervento del portiere che va in presa. Brutto errore. Mkhitaryan. Dai, Il tocco profondo. devo segnarla questa però, eh? Ok, crediamoci. Attenzione. Grande. Trovato grande precisione lì nell'angolino basso. Dai ragazzi, crediamoci insieme. Con questo tiro di precisione alla- Avevo detto entro il 70esimo. Il punteggio adesso è di 2-1. 5 minuti prima addirittura. Palla schizza via dopo il controllo. Però se il glitch di Bailey fa ste robe però. Dzeko. Sì, Bailey glitch. Bailey glitch. Dembélé. Bailey glitch. Dembélé. 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 Respinge il difensore. Bailly. Dai. Aubameyang. Intervento tempestivo del difensore. Crediamoci però non è facile. Solo li perderà tempo chiaramente. Classico perdi tempo glitch. Ancora al fischio finale. Ne mancano 20 minuti al 90esimo, Pier. Grazie Matteo Barzaghi, sempre sul pezzo. Questo bravo lui. Alli. Guadagna metri verso l'area. Cross interessante per Alli. Non potevo ancora fare la finta di tiro perché l'ho tipo fatta 600 volte e l'ha presa sempre. Me l'ha leggermente capita. Delea. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Un'altra buona giocata. Ok. Pressing che dà i frutti, palla recuperata. No, non così lunga. Pastore. Adesso Dzeko. lui chiaramente gestisce palla, fa bene. Io purtroppo gestire palla non è cosa che, che so fare. Dembélé. Gabriel Jesus. Perfetto oggi nei passaggi. Eccolo qua. E il pallone se ne va via. No, vedi la mia frenesia. Cioè la mia frenesia mi fa fare cagate a nastro. Pubblico di casa capisce. Peccato perché a mio parere non merita la sconfitta, però. Beh, dai. Neanche non faccio i cambi ormai. È andata. Cagare. Va bene. Quarto gol della gara, fissa sul 3-1 il punteggio. Anche
Mancano 10 minuti alla fine della gara. Gabriel Jesus. Che gol di merda che ho preso. Aubameyang. Si fanno vedere i compagni. Pallone che termina oltre la linea di fondo. Neanche angolo. C'è Beh. stanchezza nelle gambe della squadra. Dopo 3 vittorie arriva la sconfitta. Devono vincere questo match, devono farlo per il proprio pubblico. Lo stadio è una bolgia, c'è un po' infernale, potrebbe essere il momento della svolta. Alli. Delle ali non mi piace. Lucas. Pallone profondo, pericoloso. Gran palla Fa anche i numeri la merdina. la copertura del difensore. Non era per lui, ma va bene. Bene il difensore. Dembélé. Che un tocco del difensore, si ripartirà col corner. Calcio d'angolo battuto Bravo. nel mezzo. Non corre rischi. Va bene, ci sta. Comunque una sconfitta, cioè non giocando male, quindi questo è importante. Io odio prendere le goleade, le umiliazioni, quelle mi stanno sui maroni. Palla schizza via dopo il contrasto. Cumulativo. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes. E vediamo cosa ci riserveranno. Capisce tutto Rugani. Vabbè. Va bene così. E conquistano dunque la vittoria, riuscendo a rendere Steli. Dzeko, trova la porta. Hanno aperto le marcature. Scusate, messaggini. Vedremo se avranno altri spazi. Scusate ragazzi, mi poso un attimo. Ok. Ok. Come non so se riuscirò ad andare però in weekend a giocare troppo, cazzo. Mamma mia che caldo adesso. Ok. Torniamo di Serie A. Raga, facciamo l'ultimo due perché sono parecchio stanco. Lavoro, corsa, anche raffreddore e tosse. So copà. Fermo le ultime due partite. Ok. Boh. Vai. Questo va bene, non ha una squadra forte, bisogna capire se è forte lui però. Scusate. Devo giocare tanto per entrare in Weekend League, meno male che ci sono tanti giorni di tempo. Porca troia. Ancora pochi istanti Vai. per rivivere l'emozione di questa sfida, come sempre con Stefano. Dai, voglio il Perisic glitch subito, lo pretendo il Perisic glitch. Buona gara a tutti. Eccolo, no, dimmi il Perisic glitch. Non ci credo, quasi. Vediamo come scendono in campo i padroni. Comunque con la Serie A vedo già un gioco più arioso. Col 4-3-3 da verificare la posizione di attacco. E che non è che dopo quando non è più Ronaldo crolla il palco, fuori gioco. No, non ci credo, sono una pippa obesa. Perisic.
Che cagata. Sul più bello. Portiere che non si è lasciato sorprendere e ha detto di no alla Senza la tosse. super intervento. Diciamo che fatalità tutte le volte che vado in live, perché quando parlo tanto mi viene proprio la tosse isterica. Smalling. Ma adesso sto troppo nudo da correre, che sono i risultati purtroppo. Show. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Occhio. Servito Perez. Milinkovic Savic. Florenzi. La tosse da là. Vabbè, quando parlo tanto è veramente una roba impressionante. Oxlade Chamberlain. No, Tocco verticale interessante. Palla che filtra benissimo. che culo. Ha provato a piazzarla tutto a tutto il portiere, conclusione finita abbondantemente sul fondo. Ha gettato al vento un'occasione d'oro per segnare. È stata l'emozione forse. Solo dipende, c'è la tosse nervosa che è una cosa, e quella, però la tosse quella del rompimento di coglioni, quella magari 2 volte all'anno c'è. Contrasto riuscito. Cambio di stagioni, ovvio, c'è crollo, sono vecchio ormai. Attenzione al CR7. Riuscito a fermare. Il pallone è uscito. Si riparte con una rimessa dal fondo. Porca miseria. Lingard. Sturridge. Oxlade Chamberlain. Stones. Dai, concentrazione, adesso non pensiamo alla tosse. Buono il dive by. Ma dai. Conquista una buona posizione e la posizione interessante. Posizione favorevole. Occhio, può calciare. Guarda che schema C, fioi. Tiro respinto. Occhio a questo corner. Occhio al corner. Mamma mia. Grazie amore, grazie Mauri. Alla messa in mezzo. Lingard. Tentativo di pressing. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Vai qua, vai qua, vai qua, vai qua, vai qua. Ma Dio la druncolo. Palla che finisce in aria. Corner battuto in mezzo. E Milinkovic. Ah. No, siamo le ultime 2, questa è l'altra e poi Nanna anche noi. Che domani devo svegliarmi presto perché devo andare da Eman. Puntuale qui il difensore del recupero. Arbitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà con calcio di punizione. Seri. Oxlade Chamberlain. No, Palla che finisce in out. dai fioi, dai. Seri. Può metterla in mezzo. Perisic. C'è la regola del Dai, lo segniamo, è la regola di Quadrado, non sbagli. No, vabbè. Occhio al rimbalzo. Mi sto mangiando l'impossibile adesso, Penso che la perderemo questa con tutti sti errori. Oxlade Chamberlain. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Dai, fioi, dai. Stones. Seri. No, Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. no, Sturridge. Portiere che blocca senza ok. palla recuperata da Matuidi. Vai Marietto. Arbitro che concede il vantaggio. Sì, scelta giusta. Perde un Ehi, ma mi sto mangiando gol a manetta, il ma... difensore. Prova a saltare. Ancora, anche questo. Il portiere finisce di no. Questo tiro. Pronto, reattivo, Non era una parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo. Madonna, quanto mi sto mangiando. Ti prego, Eman, aiutami tu perché... Azione di testa. L'attaccante colpito a porta sicura. Prodigio. È la regola del pole, ma non sbagli. Mario Rui.
Stones, ancora un passaggio perfetto. Sturridge. Ok. Bene qui il difensore. No, madonna, erroraccio. Stiamo dominando letteralmente. Non sbaglia qui. Kepa è bugatissimo, sì, ma... Kepa, ragazzi. Kepa copy. Intercettando bene il pallone. Xhaka. Sturridge. Tocco verticale interessante. Eccolo là. Bravo Dolla. Ciao Francesco Mauro. Grazie Mauro, sei un idolo anche tu. Calcio d'angolo battuto nel mezzo. Si mette i pugni e allontana. Può far partire il cross. Serve il Paul Heyman glitch. Bravissimo. Bravissimo Mauretto. Cristiano Ronaldo. Dai Peri. Quadrado si è mangiato 3 gol Quadrado e 1 Ronaldo. Shaka Haka. Un altro ottimo tocco. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Ronald. CR7. Quadrato. Tocco dentro. Niente da fare. Serve il guy glitch. Superata dagli avversari. Quindi deve segnare Sergei, che siamo tutti gay di Sergei. Intercettando il l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Ciao sguardo. Peric non è male, non mi sto trovando male per adesso. Come prima squadra va bene. Sì, mi sto divertendo, Bonanini, mi sto divertendo, sì. È la regola del Paul Heyman. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. No, cagatissima l'Odra. Senza problemi. Mamma mia, bravo Dolla. Vince il primo tiro. È la partita dei portieri questa, eh? Ha deviato il pallone in out, concedendo la push. La rimessa La touche. La touche. Milinkovic Savic. Xhaka. Occhio a Neymar. Mare chiaro. Quadrado. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto. No, ste robe però. Palla schizza via, contrasto. Mamma mia, Dollaro. No! Ha avuto coraggio qui l'attaccante. Che partita strana al Mestaglia. Metteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Da apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Stefano, che ne pensi della prestazione di Quadrado in questi Una merda. 5 minuti? Prestazione mediocre fin qui la sua. Mediocre come il pene di Heyman quando è a Bologna. Una mano alla sua squadra. Per l'arbitro non è fallo questo. Forse avremo modo di Ok, buono. Vai Ronald. Attenzione a Perisic. Bravi. Che azione rugbistica e la perdiamo. Palla intercettando la traiettoria del passaggio. Mare Camsi. Cerca il numero, ma non riesce. Un po' marcato Ronaldo, ma di poco. Lingard. Occhio, questa è bruttissima. Traiettoria verso il centro. Mamma. Intervento del portiere che va in presa. Lo zoccolo tornerà prestissimo. Scusate, sono un po' concentrato. Conclusione potente e basta. Tira spallata. Il pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione va detto che era molto distante dalla porta. Mamma mia, stiamo giocando male. Passa Neymar a caccia di un pallone utile. Che sporo, ciao. La mette bene dentro Neymar. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Neymar. Che sofferenza adesso, mamma mia. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Filo della bandierina corta. No! Verso il centro. Attento qui il difensore. Sofferenze spaventose, primo tempo nostro, secondo tempo tutto suo. Il difensore ha delle responsabilità, Stefano. Col secondo tempo glitch. Contrasto riuscito, palla che rotola via. CR7. Show. Show. Xhaka.
occhio al suo movimento. No. Provano a aprire la Mamma mia, meno scatola male. difensiva avversaria. Ronaldo. Perisic. Buono Peri. Vai Ronald. Attenzione a CR7. Bravo. No, cosa mi ha preso? Risolve lui. Recupera palla. Ha citato bene il pallone. Cosa mi ha preso? Avanzare a spazio. Occhio al pallone per Neymar. La difesa Mamma fa che meglio a fatica. buttare il pallone. Vai. Palla che finisce in corner. Stiamo attenti, raga. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Buono l'intervento del difensore. Attacco velocissimo, adesso vediamo. Subito mare chiaro. Questo dobbiamo sfruttarlo, sto errore suo. Marek contro tutti. Niente, Ciao Eric. Il gol della merda non mi viene oggi. Aubame! Non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci credo. Non ci credo, Aubame. Adesso la vince lui, sicuro. Partono in contropiede. Sturridge. Non ci credo, Ha Aubame. recuperato bene grazie al lavoro di pressione. Non ci credo, Aubame. Aubameyang. Anzic. C'era solo Non ci credo, Aubame. mira completamente sballata. Ci ha provato. Non ci credo. Sbagliare la colpita però. Lingard. Ai punti, forse la merito io. Tutta l'area. Altro tentativo. No, eccolo l'errore di Hamsik. Palla buttata via, l'ha letta bene di Chamberlain. Mamma mia. Favoloso l'intervento del portiere che Mamma dolla, mamma dolla, Stava già per risultare. mamma dolla. Incredibile. l'ho spazzato via bene dalla difesa. Oxlade-Chamberlain. Vai Marek. Dai che gli attaccanti veloci e freschi. Ronaldo non ce la fa. Si andrà avanti a giocare per altri 9 minuti fino al 90°. Basta Barzaghi, basta. Ricevuto. Grazie Matteo. Che partita strana. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. No. Tanti errori miei comunque, veramente. No. Attenzione. Grande ancora Dolla. Il portiere, tira di no. Grande ancora Dolla. Ancora campionato. Corner battuto in mezzo. Eccolo qua. Ancora. È giusto il pareggio forse, però. No, vai in culo da tua madre, troia di uomo. Ma porco diazzo di merda. Vai a fare in culo, figlio di troia. Del vantaggio, stavano comunque già dominando. Vantaggio strameritato. Occhio. Ora la reazione avversaria. Non possono più nascondersi se vogliono arrivare al pari. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Siamo in causa Matteo Barzaghi per sapere quanto manca ancora al termine del match. Altri 3 minuti da giocare prima del 90°. Calma. Grazie Matteo. Cambio del Quel palo di merda di Aubameyang, lo sapevo. manca poco, può essere l'ultima chance The per il fourth pari. official has indicated there will be a minimum of 2 Agli minutes allenatori è of added valso un time. recupero tutto sommato giusto, non si è perso molto tempo. C'è spazio per il cross. Eccola là. Grande tempismo in questo anticipo. Una sconfitta pesante. Seconda di fila dopo le 3 vittorie. Cagare. Tempo scaduto, arriva il triplice fischio del Ciao direttore. Federico. Risultato carino. Ultima partita, vaffa. Tutto quello che abbiamo fatto. Niente, c'ho media di 0,50 per me. Adesso farò 3 vittorie e 3 sconfitte. Scommetto le palle.
Vabbè, ultima partita. Usciamola, visto che è l'ultima. Michelotto. È andata così, ragazzi, pazienza. So che questa la dovevamo vincere, però a tutti i costi. No, anche lui è Aubameyang, cazzo. È una buona squadra anche lui. Anzi, è più forte della nostra in realtà. Vabbè, con calma. Dominato noi, vince lui. Dominato no, perché però gli ultimi 20 minuti ha fatto bene praticamente. Ben trovato Pierre. Vabbè, non pensiamoci più. Agli amici all'ascolto. Ecco la formazione della squadra di casa. Relax. Per loro col tridente offensivo ravvicinato per sfruttare il day by e gli spazi stretti. Ah! C'era tutta la potenza. Grazie ragazzi. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Quadrato. Fabinho. Aubameyang. Questo anche le maglie così, quelli che hanno le maglie così sono stronzi di solito. Mamma mia. Vabbè. Cerca il traversone. Dai, finiremo 3 vittorie e 3 sconfitte. Solito come 0,50. Gran palla, pericolo. Noi abbiamo 0,50 di media. Che in realtà non è neanche 0,50 così, però mi piace dire 0,50. Quindi lasciatemi sta cosa. Che hanno negato il vantaggio alla formazione avversaria. Vai quadro. Occhio al tocco per Cristiano Ronaldo. Alderweireld spazza il pallone. Sono un po' concentrato, raga, perché mi spiacerebbe perdere proprio le ultime 3 così. Riconquistano bene il pallone grazie al pressing. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Mette in mezzo. Ma dai, Perisic. Nitida, sprecata per portarsi in vantaggio. Sarebbe stato importante trovare il gol dopo pochi minuti, avrebbero potuto gestire meglio la partita, anche se è ancora troppo presto per fare calcoli. E i calcoli. Sbaglia il suggerimento Perisic. A metri davanti a sé, attenzione. Vai quadro, vai quadro. Salta l'uomo. CR7. Bravo, bel gol. Calma. Saranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui, mi aspetto una reazione avversaria, dovranno sudare, vogliono portare a casa la vittoria. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. No. Giroud. Dembélé. Fernandinho. C'è il movimento dei compagni. Mounier. Dembélé. Cercano di aprire la difesa avversaria. Buono. Perisic. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Oh, prova ad andare. Bravo. Stretta molto qui l'intervento del portiere. Sì, no, ma è dura ragazzi, cioè è dura qualificarsi, cioè non sono un pro gamer, lo sai, Eyman. Difesa sotto pressione. Il Kuma ha preso 22 live. Occhio al corner. Mamma mia. Ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione, qui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi, sarebbe stato un gol da favola. Grande Attenti. qualità, ha saltato il suo avversario. Troppo facile per lui. Matuidi. Bello questo. Gioca bene questo qua. Ecco il tiro. Ancora palo. Speriamo di riprendere la fortuna che non, insomma, che non c'è stata nella partita precedente. So cosa dire, 2 pali clamorosi comunque. Sarà durissima vincere, lo dico già. Aubameyang. Maragna metri. Ancora. Occasione per Speriamo si nervosisca, è una cosa che posso dire. Può dire che non si è lasciato sorprendere, ha detto di no all'attaccante con un
per l'intervento. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Ci dovranno mettere almeno 100 punti a vittoria comunque. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Fabinho. Dembélé. Recupera palla. Ecco l'errore. Stanno bene il pallone. Gioca meglio lui, bisogna essere sinceri. Giroud. Puntuale qui il difensore. Un altro ottimo tocco. Si è sbarazzato facilmente dall'avversario. Oh no, che cagatissima. Troppo facilmente. Cristiano Ronaldo. Non mi fa giocare, Un'altra buona giocata. Speriamo sia nervoso per i due pali. Pallone sulla corsa per Quadrato. Perde palla. Questo era falletto però, Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Era falletto. Ha spazio per andare. Cerca l'appoggio al compagno. Fabinho. Fernandinho. Ha spazio per tirare. Portiere. Alla sua Terzo destra, palo. ancora in corsa. Portiere Sta salvato, dominando, anche siamo lo sinceri. sfizio Speriamo si stia per fortuna incazzando. qui. È l'unica speranza che ho. Il pericolo scampato. Pareggio solo sfiorato, palla che sembrava Dopo le sfighe di prima c'è fortuna per adesso. Buttata fuori dai legni. Ma manca ancora troppo. Dai la beffa. Questo è un bel gol però. Immeritatissimo. Immeritatissimo. Sono stati molto bravi. Immeritato. Starà incazzando come una bestia, lui, lo so. Sfruttato al meglio l'ottimo cross al fascio. Praticamente un cioccolatino solo da scattare. Ha concluso in porta con determinazione, realizzando davvero un bel gol. Speriamo di riprenderci la vittoria sottratta prima. Passano via il pallone. Fabinho. Aubameyang. La munizione spero. Inevitabile qui. L'arbitro non ha dubbi, sarà giallo. Sì, infatti, cioè sarà impossibile stare tutte quelle ore. Io credo che gioco tanto di notte, però insomma, È riuscito a interrompere. faccio il possibile. Qualche weekend league voglio farla, però perché voglio farla insieme a voi, cazzo, mai fatta, Dio Cristo. Ronald, dai che è nervoso lui. Dai che è nervoso, sfruttiamo sta cosa. Attento qui Alisson. Dai che è nervoso. La legge bene Anzi. Rigore, così è nervoso, no, niente. Provvidenziale. Arbitro Sì, bel gol. Ai ai ai. Dobbiamo tenere, perché sto qua è forte, può farmeli tranquillamente 3 gol. Vai. Grazie Adriano. Comincia ora il secondo tempo. Sei gentilissimo. Oh ma Lottano. merda. Punizione, da lì possono chiaramente essere pericolosi. C'è il cartellino giallo. Giallo, già. Vedremo se proverà a calciare direttamente in porta. Pericolo Young. Subito gol. Ecco il gol. Lo sapevo. So cazzi. Il punteggio adesso è di 2-1. Troppo facile, Ronaldo andando via. Sale Quadrato. Meritatissimo, adesso secondo me vince. Conosco troppo bene FIFA. Vabbè, speriamo di no. Milinkovic Savic. Ferma l'azione. recupera Calma, il pallone, come calma. sulla traiettoria giusta. Guadagna metri. Continua il tiki-taka. Prova. Bravo. L'intervento del portiere. C'è tensione. No! Portiere che non può lasciare questo tiro.
Mamma mia, se parlo poco, ragazzi, ma sono veramente iper concentrato, iper proprio. Dembélé, Mbappé, Meunier, Mbappé, Pericolosissimo. ecco il tiro, grande intervento per liberare. Serve un altro gol beffa. Serve un altro gol beffa, ma Cristiano Ronaldo, la Alisson, vedo un po' dura adesso. Stramerita lui purtroppo. c'è il recupero del pallone. Florenzi, Quadrato, Buono, questa è una bella azione. a metri per correre, occhio al traversone. Che cagata però che ho fatto. Sono anche molto scoperto adesso. Ecco Aubameyang. A spalla. Bravo, ma sto soffrendo troppo, raga. Puro su questo tiro. Dembélé, Si soffre troppo. Cristiano Ronaldo. Bravo Cri, dai il beffone. Per l'arbitro non Dal si beffone. libera spazio. Dai il beffone. Non ci Perisic. credo. Ci ho provato. Passa via il pallone. Non ce la faccio, Adriano, non sono bravo a addormentare. Perisic. Fuori gioco. Fermazzo, nessun dubbio, per i guardaline è fuori gioco. Dai, comunque lui è nervoso, si vede. Palla riconsegnata agli avversari. Ci ho preso 3 pali. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Aubameyang. Ecco, addio. Non può sbagliare. Mamma mia. Portiere che blocca il tiro. Bravo. Centrocampo c'è solo lui purtroppo. La traiettoria del passaggio. Milinkovic-Savic. Intercettano bene il pallone. Aubameyang. Mamma mia. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto manca al termine del match. Ne mancano 20 di minuti. Non so se Ronaldo, non che credo. Sì, grazie Matteo. C'è il rinvio lungo del portiere. Quadrato. No. Ma no, così doveva scattarmi. Difensore nel recupero. Bene, qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Perisic. Milinkovic-Savic. Dai. Cristiano Ronaldo. Dai Ronaldo, mamma mia Ronaldo. Ce la fallo forse. Giroud. Roba nostra, roba nostra. La pressione su mano. Cosa ha fatto? Che numeraccio. Che numeraccio. Può calciare in porta da lì. Quarto palo per lui. Però è ancora Sarà furioso adesso. intervento efficace del difensore che intercetta il lancio. Dai il beffone. Dai il Aumenta beffone. ancora l'intensità Dai il della beffone. spinta dei- Dai il beffone, quarto palo beffone. Radio è una vera barca, il pubblico si sta dimostrando il Eh. 13° uomo in campo. Non metto difensiva perché sennò mi schiaccia troppo. Manca al termine del match. Sono trascorsi 80 minuti, ne restano altri 10. Sto soffrendo troppo, raga, non ce la faccio più. Ricevuto, grazie Matteo. No! Non ci credo, era gol. Non ci credo, era gol. Non ci credo, era gol. Non ci credo. Era gol. Spero di non pagarlo. Destinata e super il portiere. Potevano mettere 2 gol di margine. Decisivo. Che è chiaro che non posso lamentarmi di sfortuna e sfighe, però. Possono ancora sperare di raggiungere almeno un pareggio in questo finale. Porca miseria. Felipe. Adesso sono scoperto. Può avanzare a spazio. Sti cazzo di angoli. Fernandinho. E c'è la presa sicura del portiere. Dai Spondona, speravo di sfruttare. Alex Telles. Aubameyang. No, non è fallo. Attenzione. Muscolare.
No, mi si è rotto qua. Adesso che sfiga. Parecchio dolore. Mamma mia, che miracolo di scivolata. L'ho rischiata, è andata bene. Vai Gabriele che sei fresco. Solo aggravare la situazione. Vai Gabriel. Vai Gabriel. Ti prego. Interessante per Marek. No. No, questa la pagherò. Eccola qua. Adesso mi segna, non ci credo. Referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Credo che comunque neanche io faccia della fortuna la mia virtù, eh. Ti prego, fischia. segnato, si resta invece come prima. Hanno comunque un buon Sarebbe troppo atroce adesso. finali. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Yes. No. No. C'è la bandierina per il fuorigioco. Non ci credo, la tripla beffa. Aubameyang. Yes. Match che finisce qui. C'è andata benissimo, raga. E la vittoria va dunque alla squadra che ha avuto meno occasioni, che ha tirato anche C'è andata bene. Raga, chiudiamo qua. 4 vittorie di sconfitte. Dai, per il Cume sono buoni risultati. Messaggio. Oh cazzo. No, questo sei incazzato. Vediamo cosa mi è scritto. Questo mi ha scritto merda. Questo mi ha scritto merda. Questi sono i messaggi, non capisco niente poi di sti cazzo di messaggi che non... Cazzo sono? Ma stai zitto, ma stai zitto. Buono raga. Un saluto dal commentatore veneziano, vado a riposarmi un po' e a pensare ai Gai che si tocca pensando a me chiaramente. Raga, un saluto dal commentatore veneziano. Vi voglio un bene dell'anima, siete grandi, siete belli, siete la cosa più bella del mondo e abbiamo 45.000 crediti e 001, sì. Si gode, si gode, si gode. Ciao ragazzi, notte notte.